Già sono piccolina, così. Mi serve Mi devo sedere. una serietta in meglio. Mi conviene sedermi. Allora, ci stiamo mettendo qua. Già vi sistema. Aspetta, che abbiamo mandato il link, Carla. Ma io devo usare il microfono. Devo usare il microfono. Non lo so. Intervenite anche voi per qualche domanda. C'è caldo qua, Carla. Anche qua è. C'è sempre più rossa, no? Non è possibile. Oppure faceva più fresco prima con le porte aperte. Secondo me conviene aprire, far chiedere di aprire, tanto è silenzioso, almeno gira all'aria. Fa un po' di arietta. Ascolta, gira all'aria, c'è più fresco forse, no? Magari bisogna... Ah. Ascolta, ma noi per poterci vedere bene così, io mi metto il ciprello come sono? No, ma che siamo a trovare. Sono le due signore dietro le Sono del sempre di... Ecco, così mi piace di più, siamo ci Ah, ok. vediamo meglio. C'è. Cosa stiamo aspettando? Siamo pronti adesso? Dici, dacci l'ok. Siamo dai. pronti. Ah, possiamo iniziare? Possiamo? Buonasera a tutti. Ci sento? Vado senza microfono, mi sentite? Allora, l'evento di stasera rientra nell'ambito della Festa della Musica, organizzato banda musicale Giuseppe Verdi. Grazie per il caso. È acceso? Sì. Allora, dicevo che musica organizzata dalla banda musicale Giuseppe Verdi dal comune di Serramanna con la collaborazione delle associazioni varie di Serramanna. Invece l'appuntamento di stasera, dobbiamo ringraziare innanzitutto la società operaia che ci ospita gentilmente nella sala dedicata a Marco Puzzoni. Dicevo che l'iniziativa di stasera è a cura dell'associazione Pungolo e Kairos. Si tratta della presentazione del libro di Carla Spessato, Franco Battiato, come un incantesimo. Ok, solo il titolo, lapsus freudiano. In cui l'autrice ripercorre la storia delle varie canzoni e di tutti gli album dell'artista. Quindi speriamo che in questo modo così conosceremo meglio l'artista in un'indagine unica del suo genere. Grazie. Grazie a tutti, grazie Carla per aver... Grazie a voi. Ti sei resa disponibile per questa nostra presentazione. Noi abbiamo incontrato il tuo libro quasi per caso, circa gennaio, forse qualche mese fa. E subito ci è venuta l'idea di riuscire a trovare l'occasione per poterlo presentare, per poter parlare con te. Franco Battiato è un autore talmente importante che credo sia radicato un po' in tutte, così, nei ricordi che un pochino tutti ci accompagnano, anche un po' per l'età, sicuramente, almeno personalmente, io non conosco la primissima parte, quella ancora sperimentale, però
l'era del cinghiale bianco, in cui sicuramente ha accompagnato i ricordi, le stati di musica, insomma, di tantissime generazioni, compresa la mia. E la scomparsa di Franco Battiato, un po' più di un anno fa, era a maggio dell'anno scorso, ha lasciato un grande vuoto nella musica. E tu con questo libro, se mi permetti, hai veramente colmato un vuoto importante, nel senso che non è solo un libro di interviste o di ricordi come ce ne sono anche altri, no? Ma è un libro veramente molto rigoroso, molto preciso nel ricostruire le fasi di tutta la sua produzione, dal momento in cui è nata la sua passione per la musica fino alle ultimissime cose che ha prodotto. E quindi sei andata alla ricerca, lo dico anche per il pubblico che è davanti e che ancora non ha visto il libro, sei andata alla ricerca di ogni singolo momento della sua produzione, inseguendo tutte le strade che ha percorso, le sperimentazioni, le fasi, come le chiami anche tu, di questa esperienza musicale importantissima, un'esperienza musicale ma anche un'esperienza filosofica, se vogliamo, un'esperienza umana molto forte, e quindi ha rivoluzionato la canzone dalla fine degli anni 60, possiamo dire, fino all'anno scorso. Sicuramente ha lasciato dei segni preziosi anche per le generazioni a venire. E tu tutto questo lo fai con grande rigore. Io immagino non sia stato neanche tanto facile riuscire a ricostruire, no, tantissimi testi o tracce musicali che poi sono, tu stessa in qualche occasione lo dici, non sono più neanche conservati o comunque negli archivi, spesso anche andando a memoria. Quindi una produzione ricchissima, una personalità straordinaria, e tu hai avuto sicuramente anche l'occasione di incontrarlo, di conoscerlo molto da vicino. Ecco, in questa prima parte della nostra conversazione io ti volevo chiedere se brevemente puoi presentarti al pubblico. Io ho visto anche il blog Come un incantesimo, tu fai un sacco di cose interessantissime. Sei una scrittrice, sei una donna molto impegnata anche sul sociale, sul sostenibile, e quindi non so se brevemente ti vuoi presentare. Intanto, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Per me è sempre molto bello parlare di Franco. Mi ritengo una persona privilegiata e fortunata ad aver potuto scrivere appunto questo libro, perché io non sono una scrittrice. Io praticamente vi racconto un po' come è nata la mia passione per Franco. Praticamente io avevo 11 anni e a casa mia è arrivato un ciclostile dell'Università di Padova attraverso la sorella, una delle sorelle delle amiche di lei, e in questo ciclostile si parlava erano praticamente due pagine, e si parlava di chiaroveggenza e poi di un concerto di questo strano personaggio con questi capelli riccissimi e c'era una foto di lui seduto per terra con tutti i sintetizzatori, i fili, e parlavano appunto di questo concerto. Io ero una bambina assolutamente curiosa, leggevo già tantissimo, e sono andata in biblioteca a chiedere: ma mi fate ascoltare qualcosa? Perché c'erano, appunto, si ascoltavano anche i vinili in biblioteca, no? Mi fate ascoltare qualcosa di questo signore? E ricordo che il bibliotecario, il ragazzo che mi conosceva, io sono nata in un piccolo paese di campagna in provincia di Vicenza, mi ha fatto sedere sulla poltrona e ha messo appunto un disco sul piatto, ed era Pollution. E a me quei testi, che comprendevo relativamente, però mi davano l'idea, no, di questi pesci sotto il mare, mi immaginavo quasi una fiaba. E mi piaceva moltissimo questa musica particolare che non ero abituata a sentire. Nonché ho chiesto di farmene ascoltare un'altra, mi ha fatto ascoltare Fetus, e lì mi ha colpito anche da bambina, che ero la copertina. E per me sono rimasta folgorata, e ho praticamente poi chiesto di andare a vedere quello che era uscito dopo, perché veramente sono stati qualche anno dall'uscita di Pollution e Fetus, e poi sono andata in edicola e gli ho detto: mi deve tenere tutti i giornali che parlano di questo signore, perché io lo chiamavo questo signore.
E da lì praticamente è nata la mia passione per Franco, che poi mi ha sempre accompagnata. Io come lavoro ho una formazione artistica, poi ho organizzato per tanto tempo degli eventi, anche legati alla musica, poi ho sempre avuto una grande passione per l'ambiente, la sostenibilità, la salvaguardia della natura, della biodiversità, e a un certo punto ho fatto un po' questi di tutte le mie competenze, e adesso praticamente sono una consulente ambientale. E nel 2019 ovviamente io ho continuato a essere attivista sul fronte Battiato, proprio a livello di fan, di concerti, di scritture. Avevo una rubrica che supereva dei Rizzoli Corriere della Sera. Nel 2019 Riccardo Bertoncelli, che appunto cura la collana per la quale è uscita il mio libro per la Giunti, cercavo una persona, qualcuno che sapesse di Battiato. Però cercavo un fan perché avesse tanto materiale in casa. Io da quegli 11 anni ad adesso ho raccolto sempre di tutto. Ho libri, giornali, poi quando è arrivata la rete, tutto quello che si poteva trovare in rete, ho tutto. E perciò nel 2019 è stato chiesto, e poi è uscito appunto il 20 ottobre dell'anno scorso, con grande fatica gli ultimi mesi, perché per me la morte di Franco è stata un duro colpo, come è stato per tantissimi, per tutti noi. Però scrivere il libro era molto difficile, dico sempre che l'ultima parte è proprio una riga e una lacrima, perché ricordi, immagini erano continue. Ecco. Allora Carla, adesso l'ho trovata fra le mani, come diceva l'altra mia amica Maria Grazia, questo tuo libro, mi sono trovata fra le mani questo libro proprio nel momento in cui col coro che presiedo stavamo studiando questo brano di Battiato, La stagione dell'amore. Ci stavamo cimentando con questo brano, e quindi questo libro è capitato tutto a fagiolo, ho detto vabbè, approfondiamo questa figura, la vicenda di questa figura umana e artistica eccezionale, perché Franco Battiato è stato un po' la colonna sonora della vita di molti di noi, però senza particolarmente approfondire tutti gli aspetti. Adesso tu hai menzionato Pollution del 1973, giusto? E già con questo album Franco Battiato irrompe sulla scena artistica con una forza dirompente, un grande innovatore, non solo per le modalità e anche per la strumentazione che utilizza, perché lui appunto produce dei suoni con degli strumenti che all'epoca sono rivoluzionari, fa un utilizzo della tecnologia che ancora nessuno aveva fatto fino ad allora, e anche per i temi, perché con Pollution lui si occupa appunto di ambiente, cosa a cui arriveranno altri artisti arriveranno molti anni più tardi. Qual è appunto il suo approccio con la tematica della salvaguardia dell'ambiente in questo album? Ce ne vuoi parlare? Allora, diciamo che lì c'è molto di Gianni Sassi, che era appunto che aveva fatto questa installazione a Bologna dedicata proprio all'inquinamento. Di lì anche l'album di Franco è stato dedicato. A quel tempo lui girava con la maschera, una classica maschera antigas, per le strade di Milano a intervistare le persone, appunto a chiedere perché. Allora, era il tempo in cui c'era anche il Club di Roma, perciò si iniziava a parlare di inquinamento, si iniziava a parlare allora di cambiamenti climatici, sono stati i primi, e Franco è sempre stato innovatore in tutto, perciò ovviamente lui era anche molto avanti su queste tematiche. E in Pollution, se si vanno un po' a vedere i testi, è appunto questa storia di se uno non sa, sembrano che siano così delle fantasie, dei racconti, delle cose che non abbiano una logica, però se poi invece, sapendo qual è il tema dell'album, è proprio l'idea di un uomo che non potrà più vivere su questa terra, dovrà cercare nei mari o in altri pianeti
la possibilità di vivere. È stato assolutamente un precursore, perché poi anche lui dopo quell'album parla di natura, ma in maniera completamente diversa, cioè proprio a livello di inquinamento questo è stato proprio un album fortissimo, che non so neanche se a quel tempo è colto come lo cogliamo adesso in senso, perché una nota un po' polemica, visto che anche il mio lavoro, se nel 72-73 si fosse colto quello che il club di Roma andava a dire, non saremmo arrivati a quello che abbiamo in questi giorni, insomma. Ascolta, Carla, tu nelle prime pagine racconti un po' la vita di Battiato, no? Nella primissima fase, proprio nella giovinezza. È nato nel 45, nel 64 parte per Milano. Esatto. E lì appunto comincia un po' a guardarsi intorno, la sperimentazione, gli incontri, la musica. Secondo te, prima ancora della sua partenza, che cosa rappresentava per lui questa esperienza, questo richiamo musicale che sentiva fortissimo? Forse anche all'inizio non era compreso neanche dalla sua famiglia, però questo di fare musica. Io a volte rischio di essere estrema, però come ho detto, essendo una fan di Battiato, per me lui è altissimo, è a livelli altissimi ovviamente, no? E anche dopo la sua morte, in molti abbiamo detto, cioè lui proprio è stato di passaggio su questa terra per darci un segnale, per lasciare, cioè, è immortale quello che lui ha lasciato. E l'idea di questo ragazzo bambino che a 3 anni già sentiva l'esigenza di suonare la chitarra, poi provare a suonare il pianoforte a casa non c'era, allora andava nella chiesa a suonare l'organo e poi ha continuato sull'orchestrina. E la cosa però importante del suo passaggio da bambino è quando appunto 9-10 anni, quella domenica delle Palme, che ha sentito dall'organo della chiesa le note di Bach, e lui lì ha capito che ed è il stesso periodo in cui da bambino ha fatto quel tema a scuola dicendo io chi sono, come titolo di tema. Un bambino di 9 anni che fa un tema così, io chi sono, si capisce già che c'era un livello proprio energetico molto alto, e lui con Bach ha capito che la musica era un ponte fra la vita terrena e l'infinito, e perciò lui ha voluto assolutamente a tutti i costi occuparsi di musica. Il padre all'inizio non era d'accordo perché appunto faceva il liceo, doveva finire il liceo, doveva andare bene, invece lui aveva messo su il complessino e andavano a suonare. A un certo punto però anche la famiglia, grazie anche al fratello Michele, che appunto aveva capito che c'era del talento in Francesco, perché a quel tempo si chiamava Francesco, che l'ha incoraggiato e poi ha deciso ed è andato a Milano. Cioè fare musica per lui era la sua vita, insomma, non avrebbe potuto fare altro. Però lui non è stato solo un grande musicista, era proprio un eclettico, si è occupato di tantissime cose. Ad esempio ha scritto delle pièce teatrali molto molto originali, è stato anche editore con l'Ottava, giusto? Un approccio molto molto particolare, devo dire, con questa casa editrice. E appunto lui riteneva che così come la notazione musicale, così come gli intervalli fra le note, anche nella vita ci potessero essere delle influenze di un certo tipo esoteriche. Appunto lui si ispirava per esempio alle scale musicali, per dire là dove ci sono dei semitoni, anche la nostra vita è composta in questo modo, ci sono delle influenze che ti fanno cambiare percorso. Allora, un approccio particolarissimo. Ci puoi parlare di queste pièce teatrali cui si è cimentato? Allora, lì sono tantissime, oltretutto sono assolutamente inedite, oltretutto, perché il Franco non musicista lo ritroviamo poi edito e di cui abbiamo molto materiale dalle opere in poi.
il teatro viene prima, e lì la cosa più particolare che io vi posso dire è Babysitter, questa, perché è quella più conosciuta, che praticamente era assolutamente sperimentale, perché c'erano praticamente degli attori che giravano in tondo, declamando, recitando con delle musiche sperimentali di fondo. Questo poi che Franco ha poi recuperato più avanti in altri materiali. Era un teatro assolutamente sperimentale, con Mantegazza, e qualcosa si trova in rete, ma veramente, veramente poco. Cioè, quello che io sono riuscita a scrivere è grazie ad amici che erano presenti a quei tempi, ad alcune interviste, ma del teatro di quel tempo veramente abbiamo poco. Poi appunto dico, si è passato alle opere, si è passato al cinema, ma quel periodo Franco poi, che io anche nel libro lo metto, Franco è proprio va a momenti, cioè ci sono dei periodi in cui lui arriva a livelli altissimi di sperimentazione per poi cambiare, e però non butta via quello che aveva fatto prima, non è una questione di migliorare, ma proprio di cambiare. E perciò la parte del teatro sperimentale che lui ha fatto poi se l'è portata appresso veramente anche negli anni '80, sicuramente. Questo discorso che stai facendo della sperimentazione, del fatto di tentare tante vie, scrivere anche tanti testi, soprattutto musicali, e poi magari riprenderli anche ad anni di distanza, vero? Con arrangiamenti diversi o facendoli cantare anche certi pezzi da altri cantanti, insomma. E noi lo conosciamo anche con la lunga amicizia che lo aveva legato per esempio a Giuni Russo e ad Alice. Vuoi parlarci un po' di questi incontri? Allora, l'incontro con Giuni Russo era già presente in quel periodo sperimentale, lui l'ha incontrata, non hanno fatto grandi cose, poi all'inizio degli anni '80 praticamente nasce la vera forte collaborazione di Battiato con Giuni Russo, Alice e Milva, perché ci mettiamo anche la grande Milva in queste. E praticamente sono stati il momento degli anni d'oro di Franco, dove praticamente l'era del cinghiale bianco, Patriots, poi gli viene presentata Alice, questa ragazza che aveva già fatto era già anche apparsa a Sanremo, in cui appunto gli dicono che se era possibile scrivere qualcosa per lei. A quel tempo lei era appunto Carla Bissi, il suo nome non era ancora Alice. Franco decide che si chiama Alice. Franco è uno che spesso a tutti ha cambiato il nome, forse perché lui, faccio un passo indietro, è stato quello a cui Gabber ha cambiato il nome, perché da Francesco l'ha fatto diventare Franco, poi anche lui ha cambiato i nomi a bene o male ad amici collaboratori. Per Alice appunto scrive Il vento caldo dell'estate. Il vento caldo dell'estate, questo brano che avrà un successo incredibile. Con Alice poi andrà anche a Sanremo, e Sanremo è l'anno in cui poi esce anche La voce del padrone, perciò inizia per Elisa, che anche a sorpresa, perché è un brano non proprio sanremese, però invece più vista l'interpretazione molto, molto agita, molto questa voce particolarissima che Alice vince. In quel periodo Franco, sempre grazie appunto al suo produttore Carrara, inizia a scrivere anche per Giuni Russo, e lì è il periodo stesso di Un'estate al mare. Perciò se noi pensiamo all'inizio degli anni '80, fra La voce del padrone, Alice e Giuni Russo, sono quelle canzoni che sono diventate che ancora adesso, anche adesso in questi giorni che fa caldo, no? E anche i ragazzi su TikTok, che ogni volta vado a vedere, utilizzano Il vento caldo dell'estate, Un'estate al mare, Summer on a Solitary Beach come base dei loro balletti. Cioè, quello è il Franco pop, poi Milva,
paio d'anni dopo Alexanderplatz. Che bello, meraviglioso. Allora, a proposito di incontri, a me interessa l'aspetto filosofico. L'incontro con Mario Scalambro l'incontro con Mario Scalambro è stato impattante nella vita di Battiato. Allora, più che sulla vita di Battiato, secondo me è stato impattante su noi che eravamo abituati ad ascoltare certi testi di Franco, no? Allora, Franco ci aveva abituati alla sua parte esoterica, a Gurdjieff, ad altri mistici, però Franco aveva sempre una visione, se si parlava di morte, si parlava di reincarnazione, si parlava di vita praticamente oltre, no? Qualcosa che c'è, no? Di un'evoluzione. Con Scalambro si arriva invece a testi molto più ostici, molto più pessimisti, cioè si parla di scrittori Europa, Nord Europa, Germania, una cosa completamente diversa, perciò per noi comprare la macchina da cucire non è stato semplice, almeno per me, da così subito come impatto, però ringraziamo tantissimo Mario Scalambro di essere entrato nella vita di Battiato, perché gli ha dato la possibilità di sperimentare a livello musicale, perché allora veniamo da un Franco che aveva raggiunto l'apice, perché veniamo da un Franco che aveva fatto Genesi, Fisionomica, Il Cammello, dove abbiamo brani come L'ombra della luce, L'oceano di silenzio, Le sacre cifre del tempo, cioè arriviamo a livelli altissimi. Dopo L'ombra della luce è difficile fare dell'altro, anche perché ve lo dico dopo, finisco Scalambro, poi vi dico che è difficile, perché sennò è anche difficile seguire, perché Battiato è tanta roba. Arriva Scalambro e praticamente, occupandosi dei testi, lascia a Franco la libertà di tornare a sperimentare con la musica, a fare proprio quello che sa fare benissimo, e questo gli ha dato, l'ha ricaricato, perché poi a seguire è ritornato a mettere le mani anche lui sui testi, ad andare avanti, a fare poi altri album fino ad arrivare all'Imboscata e a creare La cura, che è un'altra di quelle canzoni che lo rappresentano, cioè, è tornato ad essere altissimo. Faccio un passo indietro per il discorso dell'ombra della luce, dei brani del Battiato mistico, praticamente, no? Il Battiato con la barba, Battiato che è andato a Baghdad a fare il concerto e tutto, che è stato anche il passaggio fra Milano e il ritorno alla sua Sicilia. Lui praticamente per registrare Genesi torna in Sicilia, fa questo passaggio fra Milano, Sicilia, prende così amore, così passione, è una cosa che gli capita tante volte, cioè lui proprio la bellezza della sua contraddizione, e dice a un certo punto: faccio solo opere, io faccio solo opere, fare Genesi mi è piaciuto così tanto, dare questo messaggio spirituale esoterico mi ha riempito, io non faccio più canzoni. Invece si è ritrovato quando era a casa in Sicilia che le canzoni gli venivano, cioè lui non voleva, però gli arrivavano, e gli è arrivata L'ombra della luce, cioè è difficile mandare via un'ispirazione così, no? E lì lui praticamente, questo per dimostrare che la canzone fa proprio parte di lui, cioè lui abbiamo detto, ha fatto il teatro, ha fatto il cinema, ha fatto le opere, però la canzone è Franco Battiato, cioè lui da lì non riesce ad uscirne. E dopo aver fatto appunto queste canzoni, non è che non avesse più nulla da dire, però gli era molto più difficile, perché a livello di energia sono canzoni importanti, sono canzoni forti. Perciò ritorno a dire grazie a Scalambro, che è arrivato, questo filosofo con cui si sono dati fino all'ultimo giorno del lei, sempre, in cui lavoravano a distanza,
praticamente uno mandava i testi e l'altro musicava, e sempre grande rispetto, e ci ha fatto vedere un Battiato ancora diverso. Dava anche del lei sempre a Giusto Pio, tornando a un altro grande a fianco di Battiato, e Giusto Pio anche io ho dato del lei. Cioè, bello vedere queste figure, no? Anche con Giusto Pio si sono fatti i tour della Voce del Prodone, lui, Filippo Destieri e Pio, però con Pio c'era sempre il maestro Giusto Pio. Scusate se vado, se salto un po' di palo in frasca, però sono tante le cose da dire. Anche noi però stiamo procedendo così, quindi va bene. Ascolta, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Dalla Voce del Padrone in poi, il grandissimo successo, la grande popolarità, è riuscito ad arrivare al pubblico, insomma, di tutte le età, spesso anche senza... ciò che colpiva magari era la sonorità, anche questo linguaggio a volte un po' criptico, un po' misterioso, però la musica arrivava sempre, dava sempre una grande emozione. Che rapporto ha avuto secondo te con il successo, con la popolarità? È stato qualcosa che ha accettato in maniera molto positiva, che gli ha creato invece un po' di ansia, un po' di così, bisogno allora, diciamo che Franco il successo l'ha cercato, l'ha voluto. Cioè, veniamo da un periodo in cui lui, appunto, il Battiato degli anni 70, Fetus, Pollution, che bene o male un successo l'aveva avuto all'interno di quella nicchia musicale. A lui era riconosciuta il successo, era riconosciuto il talento. Poi ha la sua grande crisi personale, appunto, che era a New York, sta malissimo, rientra e nasce sulle corde di Aries, che anche lì tuttora per moltissime persone è considerato il lavoro più bello di Franco Battiato. Poi lui si innamora della musica classica, però anche lì inizia la sperimentazione. Abbiamo gli album dove c'è l'Egitto prima delle sabbie, l'album Battiato dove c'è Za, queste cose assolutamente ostiche che non hanno successo, zero, non hanno successo né di vendite né fa concerti. Consapevole, lui è sempre stato molto consapevole del suo talento, però non c'era successo e non c'erano soldi, cioè, lui l'ha sempre detto, non c'erano soldi, nonché cambia registro e decide appunto di avvicinarsi alla musica pop e parte con Patrios e l'era del Ciccione Bianco, e lì si rende conto che un po' di successo ci può essere, no? Alle persone piacciono, interessano questi brani, si iniziano a sentirli alla radio, qualcuno li canticchia, perciò lui a un certo punto dice: io adesso voglio fare un album di successo, io adesso voglio diventare ricco e famoso, e fa La Voce del Padrone. Cioè, è un album voluto, non è un album proprio voluto, lui si mette a tavolino e a strumenti e decide di fare La Voce del Padrone. E poi il successo arriva, lui dice sempre che però la sua fortuna è stata di avere 37 anni, di non averne 20, perché secondo lui molto giovane non sa se sarebbe stato in grado di gestire un successo così grande. Cioè, lui è stato il primo a vendere 1 milione di dischi, quel famoso concerto all'Arena strapieno, così un concerto pop non l'aveva mai visto nessuno. Cioè, il Battiato della Voce del Padrone lo si cantava tutti, lo si ascoltava tutti, c'era un concerto appresso all'altro, cioè quell'anno lì è esploso. Lui diceva era un uomo maturo, non era un ragazzino, altrimenti non so se avrei gestito questo processo. La cosa bella è che lui poi ha voluto anche l'anno dopo non fare successo, perché gli hanno chiesto, ovviamente, fatti La Voce del Padrone 2, cioè, hai fatto questo, e lui ha fatto l'Arca di Noè, perché ha detto: nessuno mi dice di fare una doppia cosa, una cosa doppia di quella che ho fatto. Ha fatto l'Arca di Noè, che è tutto fuorché un album di successo commerciale, insomma, no? Per le contraddizioni di Franco. Io invece ti volevo chiedere quanta influenza ha avuto su di lui, appunto, non so se lo sto pronunciando bene, Gurdjieff, si pronuncia così? Gurdjieff, ok.
perché di fatto lui, attraverso questa sua curiosità nei confronti appunto di filosofie orientali e di altri, cioè, ci ha schiuso un mondo, i dervisci, danze, cose che da noi erano molto molto inconsuete all'epoca, però ha fatto nascere la curiosità in molti verso queste nuove filosofie, verso queste filosofie che erano così lontane da noi. Allora, tieni conto che lui viveva a Milano, quella Milano che in quel tempo era la Milano che a livello di musica, di cinema, di letteratura, di qualsiasi arte, praticamente era la capitale, no? E c'era un grandissimo fermento all'interno delle sale discografiche, quando uno incideva, incontri, collaborazioni. Soprattutto Franco è una persona assolutamente generosa, perciò era anche disponibile ovunque. Lì è quando ha incontrato Roberto Calasso, della Delphi, no? Ed è stato Roberto a dargli, ovviamente anche a Giusto Pio, a Messina, i primi libri di Gurdjieff. E lì Franco ha iniziato a leggere, tenendo conto che Franco già negli anni 70 aveva iniziato il corso di arte interiore, classici, Aurobindo, Yogananda. Prima ho parlato della... diciamo, c'è un tono della voce. Sì. Sì, c'è un se disattiviamo Davide, no, sai no, che no, abbiamo il microfono Davide l'abbiamo un attimo. No, poi no, non c'è siamo con la cassa su, no. Non ci possiamo Non si può togliere, scusa. possiamo provarci, ma no. Vada. Ok, io dicevo che prima ho parlato della sua grande crisi, prima delle corde di Aries, che lui appunto, quando ha fatto Fetus Pollution, ha fatto anche un tour che è il Battiato Pollution Happening. Durante il tour teniamo conto che c'era moltissimo la mano di Gianni Sassi, che lo spingeva praticamente a livelli di provocazione molto, molto forti. E Franco a un certo punto si è trovato a non riconoscersi più, cioè quello che lui faceva sul palco, queste provocazioni, e il fatto che al pubblico venisse instillata della rabbia, dell'aggressività, a lui non andava bene, non andava più bene, è stato lì che ha deciso appunto di fermarsi e di cominciare a capire ma io cosa voglio, io quel famoso io chi sono, no? Dove voglio andare, ed ha fatto un viaggio a New York. In questo viaggio a New York lui è stato malissimo, perché pensava di trovare ispirazione, invece ha trovato già la metropoli che lo portava alla nevrosi. E lì ha iniziato ad avere degli attacchi di panico, era convinto di morire, era convinto di arrivare al suicidio, e appunto aiutandosi con i libri di Aurobindo, Yogananda, i classici indiani, ha iniziato a meditare per conto suo, da solo, praticamente si sdraiava per terra, ecco che poi nei testi tornano non perdere il contatto con la terra. E da lì con la respirazione e la meditazione è riuscito a venirne fuori, perciò lui aveva sempre un grande interesse, una grande attenzione per questi temi. Ovviamente quando gli hanno dato i testi i primi testi di Gurdjieff, lì lui ha capito subito che era la strada che lui voleva, cioè Gurdjieff poteva essere la persona, il maestro che lo accompagnava. E a Milano a quel tempo c'era anche proprio la Quarta Via come scuola esoterica, e sia lui che Alice Messina, Roberto Calasso ed altri la frequentavano, perciò lui non era rimasto solo a un discorso teorico gurdjieffiano, ma lui proprio ha anche messo in pratica. E ovviamente poi ci si avvicina al mondo dei dervisci, appunto perché era Gurdjieff stesso che nei suoi testi, proprio nei suoi studi, si rifaceva ai mistici dell'Islam, però il percorso è stato praticamente lineare, per poi Franco mantenere sempre in quasi tutti i suoi testi c'è un riferimento a Gurdjieff, agli studi della Quarta Via, anche se poi in seguito ha iniziato ad esempio a introdurre molto il buddismo e negli ultimi tempi a avvicinarsi anche molto al cristianesimo. Microfono. Allora,
questo aspetto è molto importante, soprattutto da un certo momento in... No, forse no. Ho detto questa ripresa un po' della religiosità, possiamo chiamarla così, a 360 gradi di Franco Battiato è molto importante anche per, come dire, per una svolta successiva della sua musica, perché i testi diventano quasi preghiera, no? Sembra una canzone d'amore, sto pensando alla cura per esempio, e invece possono essere allo stesso momento anche una grande dichiarazione d'amore verso chiunque, verso una divinità, quindi sono ricchissimi da questo punto di vista. Che importanza ha avuto per lui la fede in generale, la fede, ecco, come dire, a cui si avvicina? Diciamo che per Franco non era neanche tanto una questione di fede, perché non era una questione religiosa, cioè per lui era proprio il fatto di spiritualità, che oltre a questa vita terrena c'è dell'altro. Lui non ha mai pensato che potesse essere il Dio cristiano o l'Allah, ma l'idea che l'uomo è di passaggio su questa terra per migliorarsi, per poi ritornare migliorato, perché lui credeva alla reincarnazione, no? Perciò e il fatto che sicuramente c'era un essere superiore che ci deve portare appunto ad aspirare al miglioramento giorno per giorno. Io non lo vedrei neanche proprio un fatto di fede, perché la fede la vedo legata alla religione. Franco non aveva dogmi. Infatti lui ha sempre, anche se pensiamo al giorno del suo saluto, del suo funerale, che erano presenti sia il padre cattolico sia il monaco buddista, perché per lui era proprio la parola che diceva sempre lui era quella del miglioramento, cioè noi siamo qui per migliorare, noi siamo qui per elevarci, e tutto quello che i grandi maestri o gli illuminati o chi ha fatto un certo percorso ci insegna per migliorarsi va preso. Una cosa che lui, quando io ho avuto la fortuna di incontrarlo più volte, una cosa che lui ti dava sempre era titoli di libri, cioè leggetevi questo, leggetevi quello, proprio perché e che andavano appunto, spaziavano da una cosa all'altra, non erano mai la stessa, diciamo, sulla stessa linea, non era una questione di proselitismo il suo, assolutamente. Io invece vorrei tornare sull'aspetto artistico. Io ho colto una cosa in lui, che anche quando lui ha realizzato appunto le 3 raccolte, Fleurs, e si è accostato alla musica creata da altri artisti, lui l'ha fatto con grandissimo rispetto, con grande umiltà. È vero, ha preso quei brani e li ha trasformati, perché cioè, lui dove passava comunque lasciava il segno, lasciava una traccia di personalità, però devo dire che l'ha fatto con grandissimo rispetto e grande umiltà, un'interpretazione appunto molto personale. Ne convieni? Sì, allora, una cosa che io dico sempre è che, e questa proprio perdonatemi, ma è proprio da fan, che molti fanno le cover di Battiato, delle canzoni di Battiato, e le abbruttiscono. Franco, quando ha fatto le canzoni degli altri, le ha rese meravigliose, proprio perché a livello di arrangiamenti ha sempre donato molto a queste canzoni. Ed è vero quello che dici, perché solitamente le cover vengono fatte quasi con un mettersi alla prova, no? Un dire provo a fare cose che hanno fatto gli altri, magari famose, o provo a stravolgerle con il mio stile. Molte volte sono dei successi, molte volte sono degli insuccessi. Franco invece l'ha proprio fatto per rendere omaggio a quegli autori. E qui torniamo a quello che ho detto prima del Franco legato alla canzone. Quelli sono gli autori di quando lui era ragazzo. Quando lui negli anni 60 ha iniziato a fare le prime cover, era proprio la musica che lui ascoltava. Era la musica che lui ascoltava, di cui aveva grande ammirazione, di cui aveva grande stima di quegli autori, di quegli interpreti,
e poi è stato un suo omaggio a quella che è la musica leggera, che gli si dà questo nome che sembra appunto, ma non è superficiale, proprio viene chiamata musica leggera, ed è stato un assoluto omaggio che lui ha fatto. Perciò molto rispettose, non le ha stravolte e le ha arricchite con i suoi violini, con i suoi arrangiamenti, anche con la dolcezza nel cantarle. Franco questo ha fatto, insomma, questo io sto facendo delle dirette da gennaio, tutti i mesi, dedicate a Battiato e la gentilezza, perché in lui non è mai esplicita la gentilezza, però era una persona con un animo gentile, proprio come modi, come metodi e anche proprio come si approcciava ai lavori degli altri, con assoluta gentilezza e rispetto. Microfono? Accendi il microfono? Allora, l'impressione che così ho di lui, quindi io ho avuto il piacere di seguire anche un suo concerto a Cagliari verso il 93-94. Al Teatro Comunale lui stava seduto su questo, come una grande cassa con tanti tappeti, e quello era un po' il suo approccio col pubblico, con questa soavità, con questa leggerezza. Non parlava tantissimo, però comunque inframmezzava le sue canzoni con delle canzoni. Per una persona riservatissima, no? Anche della sua vita personale si sa molto poco di lui. Tu hai avuto modo di vederlo, di andare probabilmente a incontrarlo. Com'era con gli ospiti quando riceveva qualcuno? Franco era una persona assolutamente ironica, che gli faceva ridere, che raccontava un sacco di barzellette, che scherzava con tutti, gentilissimo, assolutamente alla mano, anche se io devo dire che quando entrava nella stanza l'energia si sentiva, cioè c'era quel momento di silenzio quando lui entrava, proprio di sospensione, no? Perché lo sentivi. Cioè lui lo sentivi quando arrivava con l'auto, che doveva fare ancora le scale, tutti dicevano è arrivato, perché si sentiva, la sua energia si sentiva. Però poi quando entrava aveva questo sorriso dolcissimo e immediatamente sapeva rompere questo momento così di sospensione, perché faceva battute, ti faceva ridere. Vi posso raccontare una cosa mia personale, proprio per far vedere com'era la mostra di quadri, di suoi quadri a Verona. C'era anche il professor Mandel, e io ho una risata molto forte, una risata molto contagiosa. E ricordo che finito appunto la presentazione e tutto, c'era la Rai, c'era un sacco di giornalisti, cose, io parlavo con gli amici, scherzavo, ridevo. A un certo punto vedo lui mi fa cenno così e io ho detto boh, vado da lui e lui praticamente mi presenta al giornalista di Rai 2 e poi mi fai un favore? E gli ho detto dimmi Franco, beh ridi per me, perché qui sono tutti musoni, io ho bisogno della persona che rida, no? E lui era così, cioè ti sorprendeva anche lì per queste cose, no? Cioè, proprio... Allora, però c'è un aspetto che non abbiamo, io non voglio diventare curiosa in modo pernicioso, non so, però la stagione dell'amore, ok? La canzone d'amore, una canzone d'amore insolita, però, perché lui si approccia anche all'amore, al sentimento, si approccia con una sua maniera molto molto particolare. Io non lo so, non lo saprei dire meglio, leggo questa frase direttamente. Dice: ho sempre cercato di parlare d'amore in una maniera speciale, non come un tema da svolgere, ma trovando quel quid che ne percepisce gli aspetti più sottili e profondi. Le banalità sul tema non mi interessano. Sì, esatto, lui, ma anche in interviste successive quando parla d'amore, lui dice, diciamo che lui sta bene da solo, stava bene da solo assolutamente, e non ha mai detto di non volere una compagna, però
non doveva essere la quotidianità, cioè quell'essere, quando lui parla appunto di non banalità, lui non ha mai accettato, ma l'ha anche detto, che lui non avrebbe mai diviso il dentifricio con un'altra persona, o una persona che alla sera ti dice, beh, cosa facciamo questa sera? E lui mi ricordo che rispondeva ridendo, io faccio quello che voglio e tu fai quello che vuoi. Nel senso, proprio un'assoluta indipendenza, perciò io della sua vita privata non si sa nulla, non ha mai, ma penso che lui vedesse appunto l'amore come anche lì a livello spirituale, cioè proprio un intento di vita, un puntare a livelli alti e non alla quotidianità, cioè lui non l'ha mai penso, anche quando parla d'amore, al di là appunto, giustamente prima diceva Maria Grazia, quella che ho alla mia sinistra, perché mi chiamate tutti così, no, che diceva della cura, no, che la cura ho anche e ti vengo a cercare, no, che sono, lui ha sempre detto, sono canzoni ambigue, perché tu le puoi dedicare a una persona, ma le puoi dedicare a un essere superiore, ma le puoi dedicare anche a te stesso. Cioè proprio la cura è molto gurdjieffiana, perché è l'amore verso se stessi, sono io l'essere speciale di cui mi prendo cura. Cioè lui diciamo che da un lato c'ha anche forse voluto essere giocare su questa cosa. È stato un po' più esplicito riguardo all'amore negli ultimi anni, ma sempre comunque, anche alla fine, i giorni della monotonia, fra me e te ho scelto me, no? Che è proprio lo stare bene con se stesso, non aver bisogno di dividere la propria vita, anche se in altre canzoni esprime il desiderio un'altra caratteristica è quella di parlare del tramonto, no? In vari brani di Franco si parla del tramonto, e questo bisogno, il tramonto, che lo porta a introspezione, lo porta a dire la giornata è finita, sono da solo, potrebbe esserci un amore con me, però poi alla fine dice, beh, però sto bene lo stesso. Cioè, è una cosa che lui ha più volte. Abbiamo anche l'animale stesso, quando parla dell'animale, no? C'è questo bisogno appunto di una certa parte dell'uomo, che però poi alla fine l'essere elevato, l'essere spirituale gli dà di più. Microfono? Lo dico io. Lo stiamo chiudendo per evitare l'eco e si sente meglio effettivamente, quindi abbiamo sentito molto. Ascolta, a proposito di questo tema dell'amore, che è quello che dicevi adesso, un altro tema che ritorna è il tema del trovare la luce anche nell'imbrunire, no? Quindi questo tema della gioia della vita, e anche un po' la riflessione sul tempo che passa, le stagioni della vita. Dici qualcosa anche su questo, per piacere? Questo è uno dei punti più gurdjieffiani che abbiamo dibattuto, perché appunto trovare l'alba dentro il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Quel maestro è proprio Gurdjieff, no? Appunto di riuscire a trovare la luce nel buio, di trovare la forza nei momenti avversi, di riuscire ad essere positivi, e non ovviamente quel positivo da americani, da manager, che le scuole ultime, no, del positività a tutti i costi, ma proprio quello di vedere quello che ti accade come prova per migliorarsi. E torniamo al discorso che ho fatto prima del miglioramento. Altra cosa che poi mi è venuta in mente parlando, ma mi è sfuggita, vediamo se mi ritorna, che parlavo di Gurdjieff, sì, che poi il tema dell'invecchiare per Franco è sempre stata una cosa a cui tendeva. Franco non era un giovanilista, lui ha sempre detto che ha vissuto molto meglio l'età matura che quando era giovane, no?
quando era giovane è una vita difficile, è una vita in cui hai dubbi, in cui c'è un sacco di domande che non hanno risposte, in cui ti scontri. E lui appunto non è mai stato giovanilista, lui diceva che una persona gode appieno della sua vita in età matura. Lo diceva anche da giovane, cioè, non è forse mai stato giovane. Stiamo chiedendo alle persone presenti se vogliono chiederti qualcosa. Mm-hmm. Abbiamo chiesto talmente tanto noi che... no, vabbè. E poi io dico tanto anche perché cioè, se uno non mi ferma, vado avanti. Non so. Io le chiedo una cosa. Io ti voglio chiedere quali sono le tue canzoni preferite, quelle che senti più belle dentro di te. Allora, la mia canzone preferita in assoluto è Da Oriente a Occidente, dalle corde di Aries, più che altro perché c'è questa, a parte quelle poche parole che ha, perché è una canzone con un testo brevissimo, ma c'ha questa musica che ha proprio un incrocio fra Oriente e Occidente, perciò ti dà proprio la sensazione di... sa che ho iniziato ad ascoltarla da ragazzina e mi dava l'idea di essere in campagna, ma nello stesso tempo di sentire i profumi della Sicilia o di avere l'Oriente o l'India vicino a me che non conoscevo. E perciò per me è sempre stata quella. Poi se andiamo a una canzone con un testo è sicuramente L'ombra della luce. Cioè L'ombra della luce è qualcosa che sempre, cioè, mi ha sempre fatta commuovere, ora di più ancora che Franco non c'è, insomma. Voglio chiedere alle persone che sono qui con noi qual è la loro canzone preferita di Battiato. Adesso vi interrogo. Bene, grazie. Anche la cura. La stagione dell'amore e la cura. Tu senti le risposte? Sì, certo. Anna? La cura. Teresa? Ti piacciono un po' tutte? Sì. Lisetta? Mi colpisce la cura, il titolo non me lo ricordo. Vivere costa fatica, adesso non la ricordiamo. L'animale? L'animale? Vivere non è difficile, potendo poi Lisetta? La cura. La cura. Augusta? La cura e Prospettiva Agnieschi. La prospettiva Agnieschi, poi dico una cosa su prospettiva Poi finisco l'interrogazione. Il treno, che bello. Fioralba? La cura. Io la ringrazio perché avevo l'impressione di una persona fredda. Ma di Carla? No, di Franco Battiato. Scusa. Mentre che l'ha conosciuto personalmente, ci ha dato un'altra immagine. Quindi la ringrazio veramente perché mi piacevano le canzoni, ma come persona lo vedevo troppo freddo, intellettuale, troppo intellettuale. Sara? Ti vengo a cercare. Ti vengo a cercare. Maria Grazia. Un'altra Maria Grazia, siamo in quattro. La cura. La cura, Antonella? Rosanna? Antonello? Guarda, io sono, si può dire, un contemporaneo di Battiato. A me piacevano tutte le canzoni. Non ne ho una. Adesso qui viene la parte difficile perché qui abbiamo due giovanissimi. Qui vi voglio. Davide? Qual è la tua canzone preferita? Qual è la tua canzone preferita di Battiato? L'ultimo duetto con Carmen Cruz, che non so che titolo. Tutto l'universo obbedisce all'amore, ok.
un momento. Sì. Non mi ricordo i nomi di tutti gli altri. Giulia, scusa, Giulia, tu invece? Gravità permanente. Centro di Ok. gravità. Insomma, ce n'è per tutti. Allora, almeno una la conoscono tutti. A me Uccelli piace moltissimo, non l'abbiamo nominato. Però ci stavi dicendo una cosa, ha detto. Vedi, dicevo 3 cose, mi sono presa degli appunti. Allora, i treni di Toser io la do per scontata, non la dico mai, perché il titolo del mio libro, Come un incantesimo, è tutto quello, Come un incantesimo è il mio brand, è stato i miei eventi, la mia mail, ma dagli anni 2000, ed è praticamente presa dal testo dei treni di Toser, perciò quella io la do per scontata, ma è la prima. E poi invece sulla cura e su prospettiva sono 2 canzoni meravigliose. La cura è quella che più è stata detta, prospettiva è un'altra canzone. Prospettiva Nevsky, Franco non la voleva includere nell'album, l'aveva scritta ma non gli sembrava gran bella, ed è andato da Giusto Pio, gli ha detto: guarda, io avrei anche questo brano, secondo te lo inserisco? Non mi convince molto. E Giusto Pio gli ha detto: tu sei pazzo, cioè, perché è un capolavoro, la devi inserire per forza. Oltretutto la prospettiva Nieschi è una canzone appunto scritta a fine degli anni 70, che potrebbe benissimo invece essere inserita nelle canzoni mistiche, cioè nelle canzoni di un bel po' di anni dopo. Invece con la cura è più o meno la stessa cosa. Questa cosa la racconta spesso Senardi, che appunto era il direttore della Universal, che era andato in Sicilia allo studio di Franco per l'album L'Imboscata, e Franco ha detto: guarda, però i brani sono questi, però vai anche un provino, ma non sono convinto di inserirlo nell'album. E quel provino era la cura. Perciò Franco nelle varie cose non aveva neanche la consapevolezza delle meraviglie che creava, insomma. Vai. Secondo te che eredità lascia nella musica di oggi? Basti pensare che è il primo nel nostro, in questi ultimi 100 anni, che viene inserito fra i compositori. Cioè, perciò lui non è un musicista, non è un cantautore, non è un interprete, non è un autore. Il fatto che venga considerato un compositore la dice lunga su quello che lascia a livello di musica. Moltissimi gruppi, anche giovani, basta pensare quando è morto. Quando è morto c'è stata... Io ve l'ho anche inviato, ho fatto un podcast con i Radio Dervish per il 18, per l'anniversario della sua morte, e una cosa che ci siamo detti è che quel giorno, ma anche con amici quando si parla, quel giorno era un lutto nazionale, la morte di Franco. A morti altri autori importanti, no? Cioè, io mi viene De André, Battisti, cioè quei giorni in cui sono morti, però per Battiato era... Io mi muovevo per strada, quel giorno stavo già scrivendo il libro, però mi sono preso una settimana in cui ho detto mi fermo, perché non ce la facevo. Però e parlavo con qualsiasi persona, e qualsiasi persona aveva un qualcosa da raccontare su Battiato che gli aveva dato, no? Gli aveva dato per la musica, per i testi, per un concerto che aveva visto, per un'intervista che aveva letto. Perciò Battiato lascia, e stavo dicendo, moltissimi gruppi anche giovani hanno detto che molta sperimentazione che fanno, molte cose, molti strumenti, l'utilizzo del computer in un certo modo lo devono a Battiato, perciò lui ha lasciato una grande eredità proprio come musicista. L'ha lasciata come uomo, perché chiunque l'ha conosciuto, hanno fatto quel documentario di PIF, e tutti dicevano che Franco era una persona generosa, perché Franco è una persona generosa, perciò ha lasciato molto a livello umano. E poi la sua eredità, come dicevo prima, chi ha avuto la fortuna di stargli vicino, cioè, ti dava tanto, perché leggi questo libro e guarda questo film e vatti a vedere questo documentario e vai a vedere quella mostra, cioè era un continuo. Anche questo è essere generosi, comunque, no? Il voler aiutare gli altri ad evolvere. Forse l'ho esagerata, ma veramente ci lascia tantissimo, e questo, seppur nel dolore della morte, ti porta a dire che lui c'è ancora, perché indubbiamente c'è ancora.
Adesso vediamo con la casa se realmente verrà fatta una fondazione, perché anche lì, proprio anche a livello materiale, lascia tanto. Adesso che hai parlato un po' del suo lascito, ma invece le sue, perché lui dipingeva anche, i suoi dipinti sono esposti oppure sono rimasti a casa Allora, i sua? suoi dipinti molti li ha a casa, molti li ha regalati, e poi so che c'era la Fondazione La Besuga di Parma che aveva i diritti, uno delle ultime mostre che ha fatto che aveva i diritti, però non so se hanno anche i dipinti. Sicuramente a casa sua ce n'erano, e ti dico anche a varie persone, i vari ritratti, varie cose, poi lui li aveva regalati. Una cosa che mi piacerebbe molto fare è organizzare una mostra, comunque lo dico proprio, se c'è qualcuno che sta ascoltando, è una delle cose che vorrei fare è di metterli un po' insieme. Sicuramente ci sta pensando anche qualcun altro, vediamo. Cosa hai detto? Ok. Vai. Ti volevo chiedere, Carla, che cosa ti ha dato scrivere questo libro a livello personale? Come ho detto all'inizio, per me è stato un grande onore. Cioè, per me l'idea che da una semplice fan possa aver fatto un libro per la Giunti, perché è una casa editrice grande, importante, che il mio libro abbia raggiunto tutte le librerie, è arrivato anche in Spagna, è una cosa così che non mi sembra vera. L'ho fatto senza pensare che potesse essere un successo o le vendite e via dicendo, era proprio un mio personale. All'inizio era proprio un omaggio a Franco per quello che mi ha dato, poi quando è morto è proprio un ringraziamento. Per me il libro mi ha fatto sentire una persona fortunata, privilegiata. Il libro mi ha dato questo, proprio la consapevolezza che questa cosa nella mia vita non me la sarei mai aspettata, ed è stato un dono grande. Allora, noi ti ringraziamo perché è stata proprio una chiacchierata ricchissima di spunti, proprio piacevolissima, grazie davvero tanto. Io non ve l'ho detta la mia canzone preferita. La mia canzone preferita è La canzone dell'amore, però nell'esecuzione con Fiorella Mannoia, perché io amo la Mannoia e quindi adesso ve la vorrei far sentire. Ci salutiamo così, a meno che tu non voglia dire altro. No, ti dicevo, Fiorella Mannoia, il movimento del dare, la conosci come canzone? È una canzone che Franco ha scritto per Fiorella Mannoia, che è un gioiello, vattela ad ascoltare, perché il movimento del dare è proprio sia a livello di musica che di testi, è un gioiellino. Io ringrazio voi di questo invito. Parlare di Franco per me, come ho detto all'inizio, è sempre bellissimo. Io sarei ore e ore, so che non è possibile, ma spero la prossima volta di venire, ne facciamo un'altra, in cui magari andiamo a analizzare qualcosa, ma vengo di persona in Sardegna, però. Sì. È una promessa, è un invito, un augurio, una promessa. Io ti volevo ringraziare per la tua grandissima simpatia, per questo sorriso meraviglioso, perché l'abbiamo notato subito. Sei molto empatica per le cose che dici e poi davvero per questo lavoro ricchissimo che hai fatto. Potrebbe essere la base di tantissimi studi, anche universitari, sui testi e sull'opera di Battiato, perché veramente è un archivio preziosissimo di informazioni e hai avuto veramente la forza e la capacità di metterli insieme, immagino anche in poco tempo, e quindi dico la scrittura del libro perlomeno, certo c'è una grande esperienza dietro, però hai fatto un lavoro veramente grande. Ci farebbe molto piacere incontrarti di nuovo, se scrivi anche altre cose, anche su altri, veramente ci farebbe piacere poterti contattare di nuovo e poi averti anche ospite qui quando decidi di venire in Sardegna.
Va bene. Grazie ancora. Grazie. Un applauso da parte del pubblico. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Carla, a presto. Ciao. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Non rimpiangerle mai. Ma